Pierangelo Del Zotto di Prima il Veneto, buonasera. Buonasera, grazie. Buonasera dottore, grazie molte. Noi del settore dell'informazione conto di tutto quello che succede, ma è chiaro che ci concentriamo sulle cose che penalizzano fortemente, come abbiamo visto, la vita delle famiglie e dei cittadini. Pierangelo Del Zotto. Sì, beh, intanto premetto che è scandaloso quello che io ho sentito questa sera, cioè non è possibile in una regione civile come la nostra, non è possibile avere situazioni del genere, ma questo è frutto di una serie di scelte sbagliate. Faccio un esempio molto più banale. Il mio medico è andato in pensione, in casa siamo in 3, errore, con lo stesso medico, bisogna sempre, forse è meglio. Morale della favola, ci hanno segnato un medico, come con gli avvocati, il medico d'ufficio. D'ufficio, bravi, scusate, il medico d'ufficio. Vabbè, andremo a conoscerlo, non lo so. Ma questa situazione, noi stasera siamo in 5 qua in studio, più tanti altri collegati, più gli spettatori. Ogni anno diamo a Roma 4.000 euro di residuo fiscale. Io mi stavo chiedendo... Non 4.000 euro, ma molto di più. A testa. Ah, a testa. Mi stavo chiedendo, io questa sera con i miei 4.000, con i 4.000 vostri, avremmo, se tenuti in Veneto, 20.000 euro con i quali si potrebbero risolvere 1.000 problemi. Purtroppo non è stata programmata il turnover dei medici, quindi in università numero fisso, poi dimenticando che però il numero fisso comporta che il turnover va comunque soddisfatto. E noi siamo sempre quelli che sono i primi della classe, quindi la sanità in Veneto punta a costare sempre meno. Naturalmente poi nella divisione della torta, se noi chiediamo sempre meno, qualcun altro avrà sempre di più, visto che la torta è quella. Ecco, va fatta una riflessione sulla sanità in Veneto, figlia di una marea di errori. E quindi qualcuno deve prendere coscienza di questo. Poi ho visto prima l'intervista all'avvocato. C'è qualcosa che non va e qualcosa che va sistemato quanto prima, perché ripeto, io da Veneto non posso questa sera, che sono qua, ma fossi rimasto a casa stasera, non posso sentire cose del genere, non posso sentire che 2 genitori non riescono ad avere il supporto necessario per sostenere il proprio figlio. Dico ancora di più, io sono scandalizzato anche dalla pubblicità che vedo in televisione delle varie, faccio dei nomi, Lega Filo d'Oro, perché non è possibile delegare alla buona volontà e alla generosità un diritto primario. Quindi tutte le situazioni sfortunate, di qualsiasi origine esse siano, non vanno tutelate, come diceva la scrittrice dell'America, con la buona volontà, con vi prego per favore datemi 10 euro al mese con voce supplicante e supplichevole. Non può essere, stiamo parlando di sanità, stiamo parlando di cose serie. Non può essere delegato alla buona volontà e alla generosità e qualche volta anche, mi stavo chiedendo, ma tutti i soldi per quella pubblicità dove li trovano? Per cui ho scoperto una cosa interessante l'altro giorno, che una onlus spende 7 decimi per la struttura e 3 decimi di assistenza vera e propria. Allora c'è tutto un sistema che non va. E il sistema pubblico poi, se io dovessi pensare a quanto io ho dato al sistema sanitario nazionale italiano, ahimè, forse se fossi in America avrei risparmiato anche qualcosa. Quindi credo che stasera ci sia in qualche maniera tra l'intervista di prima e quello che stiamo sentendo questa sera ci sia un punto fermo, che qualcuno cominci a, come dire, a rendersi conto che le cose non stanno andando. In una regione come la nostra, che sta dando molto di più di quello che riceve, non soltanto a livello, come dire, fiscale, ma anche a livello di generosità, perché poi i veneti sono quelli che sono sempre così, però poi sono quelli che donano di più in Italia gli organi, sono quelli che in determinate situazioni sono i primi a farsi avanti, veniamo puniti
risparmiamo i soldi della sanità perché ci facciamo belli, siamo i primi della classe, siamo quelli che spendono meno, ma se spendere meno significa non fare quello che i genitori di Ettore stasera chiedono, allora io mi chiedo perché devo spendere meno. Non è corretto, non è etico e non è politico. Non è ammissibile. Volevo sentire altri due barometri delle tensioni sociali sono i commercialisti, e qui ne abbiamo due, per cui Del Zotto, che periodo è questo? Siamo nel 2023, ma a volte... Io credo che questi 2 anni passati, per i quali ci sono dei colpevoli ben precisi, perché si è terrorizzata la gente in una maniera esagerata per poi dire lo sapevo dall'inizio che non era niente. Perché io ho sentito una cosa che mi fa rabbrividire, è che non vorrei entrare troppo però non puoi andare in pubblico a dire che di Ebola si muore 9 su 10, ma di Covid non si muore. E me lo dici 2 anni dopo che mi hai terrorizzato. A proposito degli incidenti, alle 3 di mattina del primo gennaio mi sono entrato in studio, ho tirato la curva dritta, a 100 e quanti all'ora, sono entrati in studio diretti da me, tanto per dire alla gente è impazzita. Dove? Al Lido? Al Lido, sì, perché io sono alla fine del lungomare, dopo il casino, dopo il Palazzo del Cinema, c'è una curva a 90 gradi, questo ha tirato dritto e mi è venuto dentro, sfondando, va bene, lasciamo perdere. Io ho insegnato per 26 anni, dico una cosa politicamente scorretta, io ho fatto nella mia vita, prima di fare la professione, 12 mestieri e ho sempre subito un test d'ingresso. Io mi sono laureato, ho fatto l'esame di Stato, quindi io so, ma nessuno mi ha chiesto se io so spiegare. Quindi l'autorevolezza dell'insegnante è una parte importante, perché i ragazzi ci sono quelli con i quali devi scherzare, quelli con i quali devi essere duro, devi essere in qualche maniera un psicologo anche se non hai studiato psicologia. Però ripeto, io ho visto colleghe in grosse difficoltà piangere nell'aula insegnanti perché non riuscivano a gestire il proprio lavoro. Ripeto, ho fatto l'esame di Stato, l'ho superato, quindi sono bravo, so, ma nessuno mi ha chiesto se so trasmettere quello che so. Nessuno mi ha chiesto il mio rapporto con i ragazzi. Io per motivi pratici tenevo solo le quinte, perché avevo un part-time molto ridotto, perché come dicevo, ho detto altre volte, avevo 6 ore di cattedra alla settimana per invecchiare bene, in sostanza. In mezzo ai ragazzi di 18-19 anni, piuttosto che ingrigire in studio, preferivo 2 volte alla settimana uscire dal guscio e andare a confrontarmi con i giovani. Anche a me sono capitate cose del genere, di riflesso, cose del genere, li avevo puniti dicendo adesso ci date i soldi del computer che avete rotto e finita là, perché se ritocchi sul denaro non ce n'è.